Se n'è andata ad Aviano dopo aver combattuto per anni contro il tumore la stilista Silvia Visconti, milanese d'origine, bellunese d'adozione. Proprio a Belluno, nel suo atelier sul fiume, diede vita al suo progetto di moda liberata, Raptus and Rose, con pezzi unici, capaci di vestire i corpi e le forme di ogni donna. Noi siamo la nostra anima, ma noi siamo anche il corpo che riveste la nostra anima, e ogni corpo è meraviglioso. Tessuti ricercati, frutto dei suoi numerosi viaggi nel mondo, il Giappone, la Cina, la Scozia, il Medio Oriente, la sua adorata India, dove seguiva con avidità e curiosità i processi di tessitura e tintura delle stoffe che diventavano capolavori di altissima sartoria. Ma soprattutto la sua grande sete di bellezza, che aveva portato in più occasioni anche a Bassano del Grappa, con le sfilate che vedevano in passerella le donne che avevano affrontato o stavano affrontando il cancro, trasformate in regine. Quel senso di profonda leggerezza, capace di trasformare in un sorriso il dramma di queste guerriere, seguite dall'associazione oncologica San Bassiano Onlus, che aveva creato con Silvia Visconti un legame strettissimo. Erano stati i suoi abiti, indossati dalle modelle d'eccezione, che avevano attraversato il Ponte Vecchio di Bassano all'indomani della restituzione alla città del monumento nazionale, dopo anni di lavori. È per noi un grande onore l'idea di poter sfilare in questo ponte appena riaperto. L'ultimo saluto a Silvia Visconti è fissato per mercoledì 13 marzo in forma laica dalle 13:30 alle 17 nell'atelier sul fiume a Belluno, assieme alla famiglia e al suo Raptus Team. E noi la ricordiamo così.